I gravi problemi del carcere di Agrigento in piazza, grazie al sindacato FNS della CISL e al sindacato autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE. Con un sit-in davanti alla prefettura sono stati distribuiti dei volantini. I rappresentanti degli agenti hanno manifestato il disagio del personale costretto a lavorare in condizioni davvero precarie. Polizia Penitenziaria di Agrigento in piazza, segno che la misura è colma. Sì, oggi siamo qui nonostante le previsioni della protezione civile che davano allerta meteo, ma era il minimo che potevamo fare nel rispetto dei nostri colleghi che mentre noi stiamo parlando stanno espletando il loro servizio sotto la pioggia. Era notizia di pochi giorni fa appunto del fatto che i poliziotti erano costretti a prestare servizio nelle caritte dove piove, ma noi siamo qui anche principalmente per manifestare contro una scelta da parte dell'amministrazione regionale, scelta che ha voluto trasferire 8 unità di polizia penitenziaria dal reparto a favore del nucleo scorte, non tenendo conto del fatto che a marzo partono le videoconferenze e il loro lavoro si riduce del 30%. La protesta è servita anche ad evidenziare i rischi che corrono giornalmente gli agenti in servizio al Petrusa di Agrigento. Il disagio ormai è insopportabile, voi oggi siete qui per reclamare quelli che sono i diritti dei lavoratori. Certamente, noi siamo qua perché l'appartenente al corpo di polizia penitenziaria si confronta con un'utenza che non ha scelto ma che glielo hanno obbligato chiaramente. Noi siamo qua perché ci ridiano la vivibilità all'interno dell'istituto penitenziario, la serenità operativa che in molte occasioni lascia a desiderare. Noi siamo qua anche perché Agrigento è stata dimenticata, è servita soltanto per le cosiddette passerelle politiche, no? Perché in molte occasioni ovviamente Agrigento è stata visitata dai vari ministri, dai vari capi del dipartimento. Oggi Agrigento rispetto a qualche anno fa è proprio all'abbandono. Poi il fatto stesso che Agrigento è stata priva di dirigenti stabili, perché con i dirigenti stabili ovviamente si potrebbe quantomeno fare un lavoro di programmazione. Ecco, lei proprio ai nostri microfoni diceva l'altro giorno che il carcere di Agrigento è da terzo mondo. Sì, lo ribadisco, siamo un corpo di polizia, lo Stato ci riconosce questo status insieme alla Polizia di Stato, ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza. Ecco, probabilmente chi ha il dovere di tutelare la nostra dignità attualmente si trova altrove, perché se il mio collega a distanza di 20 anni è ancora costretto ad aprire il detenuto per mandarlo in doccia piuttosto che mandarlo in infermeria, vuol dire che qualcuno si è dimenticato che in altri istituti, l'altra volta le facevo l'esempio non di Verona e di Venezia ma di Sciacca e di Caltanissetta, vorremmo capire il perché ad Agrigento tutto si è fermato all'età della pietra.